Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti, il comandante veneziano, siamo su MotoGP 13. Allora, siamo al Gran Premio di Assen. Obiettivo prima posizione, chiaramente, se non si incazzano. Ok, andiamo su Twitterone. Allora, Hemmelberg, vai come da Assen, vinci per noi. Vizioso, vizioso. Tornare in Olanda è sempre un piacere, l'innominabile, niente di meglio di un po' di motociclismo. Oh ragazzi, diluvio ad Assen, qualificazioni un po' complicate, 17° posto, ma andiamo in gara. Questa è una delle mie gare. Possiamo vincere o comunque arrivare tranquillamente a podio. Stare calmi e tranquilli, però un diluvio veramente olandese mostruoso. Assen con il sole è un miracolo. Vai comandone, buttati in mezzo, non devono scappare via. Bravo veneziano, molto bene, 11°. Dobbiamo stare davanti a Rossi per forza. Dobbiamo stare davanti a Valentino per forza, ragazzi. Vai, una rischiata, ma andiamo tranquilli perché piove veramente tanto, ragazzi. Rossi al terzo posto. Dai, comandone, tira fuori la prestazione. Dai, cazzo, dai. C'è Scargora a superare, siamo decimi. Ma chiaramente non basta. Bravo comandone. Mamma che rischio, ho rischiato di prendere il cordolo in pieno e volare via. Dai, con calma e tranquillità, ecco, appena detto. Bravo comandone, bravo, 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 bene, molto bene. Guarda sto bastardo, guarda sto fio della... Mamma mia. Nicolino Aidi, maledetto. Ottavo posto, ma se ne sta andando Valentino purtroppo. Non posso perdere altri punti da Valentino nelle mie gare. Incidente all'autista. Ma porca miseria. No, queste curve le ho prese malissimo. Questa sequenza di curve l'ho presa veramente male. 7° posto, fermo fatica ragazzi. Fatica olandese. Rossi veramente non riesco a prenderlo. Bravo comandone. 6° posto, ma non basta chiaramente, non può bastare. Almeno davanti a Rossi, chi se ne frega del primo posto. E 3 posizioni avanti Valentino. Dai Ducati, dai. Mamma che lento qua. Non va bene, non va. Non va ragazzi, non va proprio. Dai, dai, dai. Se l'ho rischiata un po'. Ho guadagnato qualcosa, una posizione, dai. Ancora, ma perché in sta chicane mi devono rompere sempre le balle? Lorenzo primo, Marquez secondo, Rossi terzo, Pedrosino quarto. Basta, madonna, vizioso. Vedo Maroni. Pedrosa torna davanti. Queste curve proprio non le sopporto. Però la Ducati non mi sembra molto da Assen. Dai, vizioso. Niente da fare. Bene, sta curva l'ho presa bene. Devo superare assolutamente Rossi. Devo ancora 2 curve che posso fare il miracolo all'ultimo giro.
E ancora Vizioso che mi Madonna, che pesante sto uomo. Dai, Comendone, basta, basta. Sei il mio compagno di squadra, sei una merda, non rompere le balle. Ok, Pedrosino è superato. Adesso dobbiamo rischiarla. Che c'è Valentino da superare. Dai, 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 l'ultimo giro, dai, l'ultima curva. Bravo Comendone, bravissimo. Pesante. No! Ma no, ma dai. Che beffa, non ci voglio credere, non ci voglio credere, ragazzi. Meno male che è tardi, quindi non posso urlare. Però veramente da bestemmioni serbo-olandesi. Allora, le mele di merda. Penso solo alla prossima gara, forza Comenda. Pedrosino duello con grande duello. Valentino Rossi grande battaglia. Ma stai zitto. Tutto solo culo. Saxering dobbiamo vincere, ragazzi. Assolutamente, dobbiamo vincere il Saxering. Sono a 15 punti da Rossi, a 3-4 da Lorenzo, mi pare. Adesso andiamo alla classifica. Ok, Rossi 128. Siamo siamo un po' indietro, cazzo. Che due maroni. Ok. Zoccoletta personale. Twitterone. Allora, Mantas de Dure. Non vedo Lorenzo del Gran Premio. Marc Marquez, piccola pausa dopo Assen. L'inominabile settimana impegnativa con gli sponsor. Non mi interessa. Vai ragazzi, andiamo. Prendiamo le Saxering. 25 posto in griglia, purtroppo. Diluvio incredibile. Sarà dura vincere i Ducati sto mondiale. Finora tantissimi piazzamenti, ma solo una prima posizione in Qatar. Vediamo. Super incidente per Lincoln e per un altro anche. Mamma mia, che incidentone. Edwards e Abramo Lincoln fuori. Dai, Comendone, dai. Incidente anche per Smith. Mamma mia, quanti incidenti, ragazzi. Meglio per il Comendone, così c'è meno bagarre. Attenzione che rischio, mamma mia, rischio incalcolabile. Però siamo già al nono posto, siamo già con i big. Ho sfruttato la bagarre. Molto bene. Dai Comendone, dai, questa è la tua curva. Dai Nicolino, fuori dai maroni. Dai ragazzi. Dai Comendone, portacela a casa. Settimo posto. Bisogna stare davanti a Rossi e a Lorenzo per forza. Molto bella. Primo giro perfetto. Ciao Vizioso. Dai che c'è Rossi quarto e Lorenzo terzo. Non sono neanche tra i primi due. Molto bravo, molto bene. Dai, questa la vinciamo. Curva presa un po' male. Sta pioggia mi fa paura, cavolo. Basta un errore, sei fuori. Dai, 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 dai. Perfettus, perfettus. Ciao Rossi. Dai, esternazzo puro su Rossi. Esternazzo puro su Rossi, internazzo su Lorenzo. Bravissimo Comendone. Quando il Comendone guida così sono cazzi, Perfetto. Secondi. E non è ancora finito il secondo giro. Rimonta meravigliosa. Marquez non per i maroni. Cerchiamo di stare attenti. Adesso arriva l'ultimo giro. Dai, sono un po' teso perché voglio vincere la seconda gara della stagione. Mamma che rischio. Sbandate come indiane paurose. E adesso andiamocene. Guarda Rossi come ha superato il secondo Rossi adesso, ma no, Lorenzo forse. No, Lorenzo non rompere i maroni, però
Dio santo, se Lorenzo è primo non va bene. Calma, dai che c'è tempo per recuperare. Mamma mia che duello con Lorenzo sotto il diluvio. Ciao, madonna che sorpasso, che scambio con Lorenzo, tensione incredibile. Bravo Comendone, molto bene. No, l'impennata adesso. Ultima curva e seconda vittoria, ti prego. Mamma mia. Ed è vittoria. Seconda vittoria comendiana. Sì, cazzo. Giornata, oltre al prestigio della vittoria, questo piazzamento gli frutta ovviamente anche 25 punti importantissimi. Grande. Mamma mia. Seconda vittoria dopo il Qatar. Adesso c'è Laguna Secca e qua dobbiamo fare come l'altro anno, una gara perfetta. Siamo ancora terzi in classifica, incredibilmente. 146, 141, 140, siamo tutti là però a 6 punti. Marquez un po' fuori a 28, meno 28, però mancano ancora tante gare. Grande piazzamento, va a fare quello stronzo. Zoccona personale, ok. Twitterone, allora Vilma De Angelis, gran bel risultato a grande comenda. Salmone, gara incredibile. Lorenzo magnifico. Ciao ragazzi, visto che gara con Veneziano, meraviglioso, ma ho vinto io. Quotidiani, incredibile Veneziano, che rimonta tedesca. Prossima gara Laguna umida o Laguna obesa, voi la scelta. Dai con il nostro aeroplanino, andiamo. Perfetto, allora, email. Obiettivo gara, chiaramente la prima posizione. Sti qua non ho mai vinto, io devo vincere sempre, va bene, avete ragione ragazzi, twitterone. Allora, Kaspar Koppel, grande commenda. Valentino Rossi, 3 indizi, sole, cuore, amore. Valentino Rossi, i ragazzi del team stanno lavorando sodo. Ma ragazzi, che hanno preso tenuti Laguna Secca, gara difficilissima, la vedo molto dura. Se voglio recuperare devo rischiare, quindi in questo tracciato se vai fuori sei finito perché il tracciato è uno dei più corti. Devo fare la classica gara perfetta. No, ok. Mamma mia che rischio. Attenzione. Guarda come buttano fuori. Te la fare. Ma Laguna Secca so cazzi. Eccola caduta. Eccola qua. Basta, finita. Ritiro del Gran Premio, molto bene. Primo ritiro stagionale, vabbè. Pazienza, twitterone. Allora non è che c'è il mareggiano di merda che porta sfiga. Adesso siamo indietro in campionato. D'altronde se è caduta Laguna Secca io ho flashback 0. E ciao. Andiamo a classifica. Allora, siamo al quarto posto, meno 26. Dai, siamo ancora abbastanza là. Adesso però vediamo le prossime gare. Indianapolis, Brno Silverstone, 2 vittorie e un podio. Raga, un saluto del Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.